a cavalla. Bluegene in questo momento la partenza è valida all'esterno di tutti, c'è il volo di Mario Canu con Bluegene che prende la testa nei confronti del Borgo con Manolo Deiana e Sharp Blue all'interno, c'è il monumento quindi con Fulbesco e Federico Corbini, quindi in coda c'è il Poggio con Jamè Quinter e Olinto, ancora in testa primo giro per Mario Canu e Bluegene che conduce in modo molto agevole nei confronti del Borgo che li si fa vicino e molto minaccioso, terza posizione a coprire il monumento quindi è il Poggio. Seconda curva in questo momento per Mario Canu e le storte in testa, devono difendersi ancora dal Borgo con Manolo Deiana e Sharp Blue che tentano ancora l'attacco all'esterno, terzo ancora quindi il monumento, quindi è il Poggio. E in questo momento il Borgo tenta con l'attacco e lo scambio di nerbate fra Mario Canu e Ciclone che si prendono fra sé per il giubbetto, veramente grande competizione fra i due con Ciclone che prende in questo momento la testa a Mario Canu e Bluegene, Ciclone in testa per il Borgo con Sharp Blue che continua in questo momento a prendere la testa della corsa, seconda ancora sono le storte con il monumento, ancora terza posizione quindi più indietro è il Poggio, ancora Sharp Blue, Manolo Deiana in testa per i colori del Borgo, seconda e ancora le storte con Mario Canu, terzo il monumento, corsa che sembra a questo punto essersi delineata in modo piuttosto netto, con ancora il Borgo in testa con Manolo Deiana e Sharp Blue, vince il palio edizione 1998 di Castel del Piano, il Borgo, Manolo Deiana e Sharp Blue, corsa bellissima dopo uno scambio di nerbate furioso con Mario Canu per le storte che difendeva la sua posizione di testa e il Borgo che ha così vinto il palio edizione 1998 con Manolo Deiana e Sharp Blue.